veniamo direttamente subito a noi. Mi presento innanzitutto io, mi chiamo Elena Silvestri, sono consigliera di amministrazione del gruppo CGM che stamattina più volte è stato citato rispetto all'esperienza che ci ha presentato Felice Scalvini e faccio parte del comitato tecnico scientifico di Iris Network. Rispetto al ruolo dei consorzi nell'attualità e anche in una fase post-Covid, mettiamola così, ci è venuto in mente di interrogarci rispetto all'evoluzione del nostro ruolo, ma anche la nostra identità, così come si sta evolvendo, come si evolvono i tempi e anche le normative. E abbiamo voluto invitare due esperienze estremamente interessanti, che è l'esperienza di Queso Empoli e anche l'esperienza di Sale della Terra, perché sono esperienze, una nasce direttamente già con l'imprinting di una visione, come dire, comunitaria legata all'economia civile, che è il Sale della Terra, mentre l'esperienza di Queso Empoli, che è un'altra realtà importante radicata sul territorio toscano, è un'esperienza che si è evoluta, se ho capito bene, in questa direzione durante il corso del tempo. E perché ci siamo detti oggi di stare insieme e ragionare su un tema così importante? Perché in quella legge 30 anni fa, e prima ancora di quei 30 anni fa, ci si era chiesto come fare a stare insieme, a costruire quelle alleanze collaborative che ci consentissero di creare realmente uno sviluppo comunitario rispetto a quella che era la nostra identità, sia da un punto di vista di una centrale cooperativa sia dal punto di vista dell'altra centrale cooperativa. Ma stamattina vi hanno raccontato già tante cose. La presentazione di questi due consorzi possono essere definiti consorzi di secondo livello, ma forse anche no, ma ce lo racconteranno meglio loro, perché dalla lettura dei documenti che ho fatto del Sale della Terra, per esempio, ho rintracciato una visione che è di tipo più nazionale, quindi ci presenterà sicuramente il collega che si chiama Fabio Carrisi, salentino, laureato in giurisprudenza e che da un po' di anni nella relazione, nel rapporto con la Caritas, insieme a un gruppo di giovani come lui, adesso non so se sei ancora così giovane, però un gruppo di giovani come lui ha avviato questo percorso che ci porterà a narrazione. E poi subito dopo passeremo la parola al collega invece Marco Peruzzi, consorzio Queso Empoli, che da psicologo, gli umanisti si buttano insomma nella cooperazione sociale, stanno tutti là, che da psicologo insomma, poi da esperienze prima di rappresentanza di una piccola cooperativa, attualmente da luglio 2018 è diventato presidente di una cooperativa che si chiama Casae e nello stesso anno presidente del consorzio Queso Empoli. Quindi direi di partire dal Sale della Terra per capire bene come hanno coniugato la loro identità consortile con i territori e con quale visione, e poi dopo passiamo un po' di domande. 15 minuti e 15 anche a te. Grazie, buonasera. Serve il microfono oppure non c'è bisogno? Penso che si senta bene. Allora, io come detto, stanno registrando. La registrazione. forse per la registrazione. Eccomi. Allora, come si io sono Fabio Carrisi, non più giovane, come una volta mi arrivò una mail dicendo, si presentò una persona e disse: salve, sono un giovane di 45 anni. Mi risposi: complimenti per l'idea di giovinezza. Allora, grazie per questo invito. Sale della Terra è un consorzio di cooperative, a prevalenza di cooperative sociali, al cui interno ci sono anche cooperative agricole e un'azienda di energie rinnovabili, che nasce nel 2016 ma viene da una storia precedente di cooperazione, una delle nostre prime cooperative sociali del 1996. Ad un certo punto del nostro cammino, nel 2016, decidiamo di fondare Sale della Terra. Sentiamo l'esigenza di stare insieme, di unire il lavoro di queste cooperative sociali che collaboravano per darne una unità e un cammino comune. Le cooperative già collaboravano,
La nostra idea era di metterci insieme anche per dare un quadro fiscale del nostro cammino, però poi Sale della Terra ha camminato ed è esploso nel suo cammino. Attualmente Sale della Terra occupa 326 dipendenti, è una rete di economia civile, è nata proprio nella rete di economia civile, è un gruppo generativo. Noi ci definiamo così perché la sua sede legale è a Benevento, dove tutto è nato, però abbiamo generato nuove sedi. Io attualmente sono stato uno dei fondatori del consorzio, ho fatto il direttore amministrativo a Benevento, attualmente sono il direttore della sede salentina del consorzio. Abbiamo girato questa sede a Lecce, siamo presenti a Campobasso, a Torino, c'è un nucleo in Sicilia e apriremo una nuova sede a Milano. Come ci muoviamo? Questa generatività, che fa parte proprio del nostro DNA, si muove in questa maniera. Lo dicevo prima anche al collega. Il nostro consorzio si muove in maniera unitaria, è Sale della Terra che apre e genera una nuova sede in un nuovo territorio, cercando di sperimentare le pratiche di welfare che ha provato a sperimentare in Campania, riportandole in un altro territorio, rispettando la vocazione di quel territorio. Quindi c'è una grande differenza tra chi magari c'è una cooperativa amica in una città e decide di dire entra nel consorzio, ti offro dei servizi e poi io dichiaro di essere presente in quel territorio. No, non è questa la nostra idea. Noi ci muoviamo in ottica di nodi territoriali. Io sono il nodo di Lecce e appartengo a Sale della Terra in tutto e per tutto. Noi abbiamo sperimentato in Campania, e stiamo provando a sperimentare in altri territori, l'idea del reinserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati dopo il loro percorso di presa in carico. Negli anni ci eravamo resi conto che le nostre prese in carico erano veramente ottimali, però poi mancava quel reinserimento sociale e lavorativo, che è uno dei grandi problemi del nostro Paese. Attraverso dei progetti personalizzati, attraverso l'ascolto delle persone con fragilità che venivano a incontrare la nostra storia, attraverso l'ascolto dei territori, abbiamo generato un bistrò, una pasticceria storica di Benevento che stava chiudendo, l'abbiamo riaperta, un bar, un albergo diffuso in provincia di Benevento, dove all'interno lavorano soggetti svantaggiati. Ci sono migranti che escono dai progetti SAI, gli ex SPRAV, i progetti di seconda accoglienza. Per scelta abbiamo solo gestito progetti SAI, per una scelta politica del consorzio, perché all'interno dei progetti SAI vi è davvero un percorso di integrazione. Poi magari dopo spiegherò come abbiamo coniugato i progetti SAI nei piccoli comuni. Dicevo, quindi, oltre ai migranti dei progetti SAI abbiamo disabili che ci sono affidati attraverso lo strumento dei budget di salute, questa grande invenzione del dottor Angelo Righetti, allievo di Basaglia, e siamo riusciti noi a farla approvare in Campania questa normativa dei budget di salute, dei progetti personalizzati, questi fondi pubblici. Sapete, quando sono stati chiusi i manicomi, anzi come direbbe Basaglia, quando sono stati aperti i manicomi, è nato il grande problema dell'invio dei ragazzi, delle persone con disabilità nelle cliniche, senza nessun progetto di vita, per anni e anni, con una spesa pubblica immensa. Attraverso il budget di salute, con gli stessi fondi pubblici, invece vengono affidati agli enti del terzo settore che possono inserirli in attività produttive, in attività di lavoro. Noi, grazie al budget di salute, abbiamo tirato fuori per esempio una ragazza dopo 20 anni in clinica, e attraverso il suo progetto di vita, perché nessuno l'aveva mai ascoltata, Samantha amava fare le torte, una pasticcera, e oggi attraverso il suo budget di salute lavora nella nostra pasticceria col suo progetto personalizzato, ha la sua casa in fitto, lavora lì e quindi ha ripreso il suo cammino dopo 20 anni in clinica. Poi abbiamo i detenuti in pena alternativa che sono sempre con noi in agricoltura che noi chiamiamo coesiva, non sociale, non perché è una contestazione, perché per noi l'agricoltura deve essere tutta sociale.
La differenza nel terzo settore è l'agricoltura coesiva, cioè quella che crea coesione sociale. E la nostra più grande battaglia è quella di creare coesione sociale sui territori, lo proviamo a fare anche nel lavoro agricolo. Ad oggi Sale della Terra ha una serie di produzioni, produciamo vino, olio, pasta, nei vari territori, abbiamo questi store dove vendiamo i nostri prodotti. Per esempio grazie proprio a questa agricoltura coesiva, abbiamo per esempio ripreso la produzione di greco di tufo in Campania. Il greco di tufo che è famoso, era ferma. Perché? In Campania, come in tante parti del sud, anche in Salento, c'è un maledettissimo problema, quello di molte famiglie che negli anni hanno detto ai figli: mi raccomando, studiate, andatevene fuori, andate al nord, non seguite il nostro esempio, perdendo magari la possibilità di rimanere in queste aziende agricole, in queste terre meravigliose che producevano e che però facendosi anziani hanno iniziato ad abbandonare. E oggi molti giovani sono andati via e quindi il greco di tufo era fermo. Grazie ad un lavoro in un piccolo comune con una cooperativa di comunità si è ripresa la produzione di greco di tufo. Questa è la nostra sfida più grande, quello di, attraverso progetti personalizzati, di far incontrare le fragilità con la possibilità delle produttività e di far lavorare. Il nostro albergo diffuso di Campo Lattaro era un bene immobile del post terremoto fermo da tantissimi anni, attraverso un fondo di Fondazione con il Sud ristrutturato è partito ed è un progetto sperimentale perché l'albergo diffuso è un centro diurno per disabili accreditato dalla Regione Campania e questo fa la grande differenza perché è un servizio misto, un mix tra un servizio accreditato e un progetto sperimentale. I ragazzi con il loro voucher vanno a lavorare in albergo tutti i giorni con i loro orari di lavoro, è completamente gestito da loro, sono stati formati e oggi si occupano della reception, della cucina, è un albergo che funziona normalmente, l'unica differenza è che è anche un servizio accreditato. Questo è il nostro percorso in grandi linee, una piccola presentazione, magari successivamente vorrei puntare un po' su quello che abbiamo fatto nei piccoli comuni fino a 5.000 abitanti. Sapete, l'Italia è fatta il 70% di piccoli comuni, molti in Campania e anche, stranamente, anche in Salento, che magari sembra di no perché è invaso dal turismo solo in alcuni mesi, stanno letteralmente morendo. E abbiamo provato a dare una risposta a questa domanda che ci è stata posta da tanti sindaci e da tante amministrazioni locali. Grazie. Ok, passiamo la parola a Marco e poi cominciamo con un po' di domande, anche io ne avrei tante da fare ma vi lascio spazio. Grazie. Allora faccio una premessa prima di raccontarvi un po' come è nato il consorzio e dove è arrivato. Dato che non siamo tantissimi, usiamo questo momento come momento della sincerità. Lo dico perché ora leggendo anche il titolo dell'articolo di Scalvini sulla 381, noi riteniamo, ecco, nella nostra riflessione, con la riflessione che potrebbe venire anche dopo, insomma parto subito da lì, che la cooperazione sociale in questi 30 anni non è che abbia proprio risposto alle proprie finalità, ecco, diciamocelo. E non avendolo fatto appieno, quindi incompiuta, ha generato una serie di problematiche. I consorzi sono solo una delle conseguenze di queste problematiche. Allora, Coeso Empoli nasce nel 2002, immaginate un territorio che è quello dell'Empolese Valdezza Valdarno, che penso insomma pochi di voi, a meno che uno non ci sia transitato nel mezzo, ecco, non sia così conosciuto, è uno dei territori più ricchi d'Italia, perché ha distretti industriali ai primi posti, distretto Ponciario nel Valdarno Inferiore, distretto tessile dell'Empolese, alcune aziende come la Salmontana, famose in tutta Italia, alcune sono addirittura aziende conosciute anche fuori dall'Italia, quindi è un luogo ricco. E quando nel 2000 alcune cooperative che avevano già fatto un consorzio, quello di Coeso Firenze, nel 98 decidono di farne uno subprovinciale per la prima volta,
Lo fanno proprio perché pensano che a Empoli si possa costruire una rete di cooperative in un territorio ristretto, ma con una densità di popolazione il doppio all'incirca di quella toscana e con una capacità anche di logistica imprenditoriale non banale. Quindi quell'esperienza nata nel 2002 nasce in un contesto che già anche dal punto di vista amministrativo e politico aveva una sua identità. Non è un caso, ecco, non è nata né a Volterra né in un'altra località più sperduta. Nasce in un contesto che ha all'interno della Toscana una sua centralità e nasce come un consorzio totalmente tradizionale, un consorzio da rete CGM, quindi è all'interno dei consorzi che in Toscana facevano parte della rete CGM e fa un percorso classico dove vengono aggregate alcune cooperative, sono già appena parte, già una quindicina afferenti. Questa può essere una cosa originale sia a Confcooperative che a Legacoop, quindi uno penso forse il primo in Italia di consorzi con adesione mista e il suo percorso è un percorso che nei primi 10 anni è un percorso di sviluppo, di crescita, di gare d'appalto, di calmierazione del mercato, di relazioni con gli altri consorzi, quindi un percorso molto lineare come molti dei consorzi che hanno caratterizzato gli anni 2000 in Italia. Poi crisi economica, crisi di capacità di ricambio, di governance delle cooperative del consorzio, una deriva anche dal punto di vista amministrativo-politico dei territori. Tutto questo ha fatto sì che il secondo decennio mostrasse una serie di limiti, non solo nella capacità dei consorzi di rappresentare, perché poi questa era una delle cose che si erano dati come obiettivo, cioè rappresentare la molteplicità della propria base sociale e riuscire a fare lobby all'interno di un territorio e portare quella lobby a essere un valore imprenditoriale. Il fatto che comunque dagli anni 90, anzi diciamo dagli anni 80, ci fosse una deriva che portasse il privato a sopravanzare il pubblico era evidente a tutti. Ecco, diciamo che la cooperazione sociale l'ha subita un po' più tardi. Fatto sta che nel secondo decennio, quindi dal 2012 ad alcuni anni fa, quella nascita di singolarità, quindi del pretendere che il mio valga più del tuo, ha preso il sopravvento nel nostro territorio complessivamente, ma all'interno della cooperazione sociale altrettanto, e quindi il consorzio ha cominciato a durare fatica a rappresentare la molteplicità e a portare quei vantaggi che ogni cooperativa si aspetta stando dentro un contenitore. Chiaro che ci sto perché voglio che in qualche modo il mio essere lì dentro sia riconosciuto, valorizzato, implementato, sviluppato, orientato. Questa crisi si evidenzia anche in quello che la cooperazione sociale in quegli anni provava a fare ma non riusciva a fare, ovvero essere di fatto gestore di servizi per lo più per conto dell'ente pubblico, con impatti non conosciuti, con interlocuzioni con i beneficiari scarse e con quindi la capacità l'incapacità di monitorare se poi il proprio agire è un agire che generava cambiamenti, che generava benessere. Ci sono io che li faccio quei servizi, ma se ci fosse qualcun altro cambierebbe qualcosa. Quindi questa crisi in qualche modo di possibilità della cooperazione sociale di impattare e l'incapacità del consorzio di essere poi portatore di ulteriore sviluppo, e quando si parla di sviluppo nella testa delle cooperative sociali, ma non solo, c'è l'idea di aumentare il fatturato, essere in territori che non sono più il mio. In questo anche la territorialità ha cominciato ad andare in crisi, perché essendo un consorzio territoriale è chiaro che se voglio ampliarmi devo andare a volte, non sempre, ma a volte anche un po' fuori dal mio territorio. Questo comporta una conflittualità con quei consorzi con cui fino a ieri ero andato d'accordo. E in questo anche la rete CGM, dato che poi insomma Elena rappresenta in questo caso anche CGM, anche la rete CGM in questo è andata un po' in crisi, perché quei consorzi alcuni sono morti, altri
hanno preso delle strade che erano quelle di ampliare il proprio raggio d'azione, e quindi in questa conflittualità è chiaro che anche i consorzi che cercavano di trovare una nuova strada sono andati un po' in crisi. In questa riflessione, se valesse la pena portare avanti l'esperienza consortile, quindi sto parlando degli ultimi 5 anni, oppure no, la risposta era: se sì, deve essere qualcosa di totalmente diverso, cioè non può essere questa roba per cui sono titolare di una gara e la do in gestione alla cooperativa e in quello finisce il mio percorso, poi rappresento sul territorio la cooperazione sociale ma lo faccio senza cambiare assolutamente niente di quel territorio, cioè il mio impatto è legato esclusivamente al fatto che gestisco dei servizi, poi posso essere un po' policy maker, ma di fatto il mio impatto poi nelle politiche vere di quel territorio è quasi insignificante, insomma, non si evidenzia, no? Quindi se voglio essere quello, la mia parabola è chiaramente una parabola che prima o poi mi porterà a scomparire davanti un'azione industriale che la cooperazione sociale, una parte della cooperazione sociale sta intraprendendo, quella delle grosse cooperative da decine di milioni di euro, che chiaramente intraprendono un percorso che dice: arrivo e non mi pongo troppi problemi se l'interlocutore del territorio è presente o non è presente. Quindi se quella è la strada, chiaramente quel tipo di percorso è impercorribile. Se invece la strada è essere qualcosa di diverso e quindi provare a essere un attore, un regista, questo abbiamo scritto un articolo per l'impresa sociale, cioè insieme ad altri soggetti del territorio, delle politiche e quindi anche degli impatti di quel territorio, allora devo cambiare totalmente la mia natura, che è una natura viziata dall'essere soltanto colui che in qualche modo mette in moto il meccanismo, ma con la benzina di altri, con le idee di altri, eccetera, eccetera. In questa riflessione abbiamo cominciato a muovere alcuni elementi, quindi prima di arrivare al cantiere dell'economia civile, che poi insomma provo a raccontarvi brevemente, abbiamo cominciato a muovere alcuni elementi per renderci protagonisti di alcune azioni. La prima, quella che in qualche modo ha capovolto un po' la logica delle gare d'appalto, è presentare un project. Dice: vabbè, noi abbiamo gestito questo servizio da tantissimi anni, proponiamo all'amministrazione comunale un project per darlo, chiaramente puoi fare una gara d'appalto e darlo in concessione a chi poi per la gara d'appalto si raggiunge. Quindi creiamo un progetto, lo portiamo all'amministrazione comunale, l'amministrazione comunale poi fa la gara, ce la giudichiamo e quindi partiamo con un'esperienza che capovolge totalmente il rapporto con l'amministrazione comunale, cioè non è più l'amministrazione che fa un capitolato e lo fa uscire come strumento di fornitura, ma è un soggetto del terzo settore che propone alla stazione appaltante una propria modalità di gestione di quel servizio. Poi poteva anche non essere vinta la gara, perché poi la gara è lo strumento per cui l'amministrazione comunale ti dà la gestione di quel servizio, però è un tentativo per capovolgere la funzione che te svolgi su quel territorio. La seconda azione è una lettura profonda di alcuni bisogni che non erano in qualche modo corrisposti soprattutto dalla parte amministrativa e politica di quel territorio, che è quella della nascita di una cooperativa che si occupa di housing, e lo fa attraverso un percorso che coinvolge i principali attori toscani rispetto a quel tema. Quindi facciamo nascere un soggetto che non c'è, partecipato da soggetti che hanno competenze alte di livello regionale e nazionale, e creiamo un mercato che non c'era. Quindi questa roba qua, che fino agli anni precedenti era aspetto che esca il bando, aspetto che esca la gara e poi mi pongo il rapporto a quel mercato, ecco, no, lo creo io il mercato, cioè siccome so che questo è un bisogno e possono esserci anche delle risorse, creo l'infrastruttura sociale, quindi questo è un tema, l'infrastruttura sociale, che possa corrispondere a quel bisogno con strumenti che sono strumenti di multi-stakeholder, cioè quindi non mi metto io con alcuni soci locali con competenze anche sviluppate ma non specifiche a creare un soggetto nuovo, no, lo faccio con soggetti che quella cosa la sanno fare anche meglio di me. E questa è un'esperienza che insomma sta continuando, sta crescendo, quindi sta andando bene. La terza esperienza è invece, a un certo punto capiamo
che per svolgere un ruolo dal punto di vista imprenditoriale dobbiamo anche trasformare la cultura. Le comunità non esistono più, questo lo vediamo tutti i giorni, no? Le comunità sono ormai un insieme di singolarità che richiedono risposte parcellizzate. Il nostro obiettivo che ci siamo dati è come possiamo approcciare di nuovo la comunità come insieme di persone che rientrano in relazione fra loro, vengono in qualche modo alimentate in maniera tale che il nostro rapporto con la comunità diventa un rapporto costruttivo, dove anche la comunità ha una funzione, ha un ruolo, non è soltanto la beneficiaria di un servizio, ma diventa parte attiva, costruttrice del progetto servizio. E quindi incontriamo in questo processo di riflessione l'economia civile. La incontriamo perché ci stavamo interrogando da anni ormai su quell'approccio seguire, se il welfare generativo come strumento di responsabilizzazione della comunità o se invece andare a trovare altre teorie che potessero in qualche modo incorniciare il nostro agire. L'economia civile ci sembra subito un approccio che corrisponde al nostro percorso. Perché? Perché di fatto dice da dove parte, no? Il Settecento italiano si contrappone per molti versi alla teoria economica politica di Adam Smith, però al di là di questo corrisponde a noi perché di fatto prende ciò che è presente sul territorio e gli rende nuovamente vita, lo valorizza, lo riporta a essere conosciuto. Le risorse latenti vengono di nuovo messe in relazione. Le persone non sono soltanto coloro che hanno un bisogno, ma sono persone che hanno una funzione, un ruolo, devono essere poste di nuovo in relazione con gli altri perché questo ruolo e questa funzione sia riconosciuto. E l'economia non è soltanto un'economia come fatturato, prodotto interno lordo, vendita di un prodotto, ma è uno strumento di relazione, economia civile, quindi non esiste l'economia se non c'è dall'altra parte la capacità di vedere in quell'economia una relazione. E poi c'è il tema ambientale. Noi nel nostro percorso abbiamo coinvolto l'Ufficio Nazionale di Lega Ambiente dell'Economia Civile e con loro abbiamo fatto un percorso che ci ha permesso appunto sul territorio di partire con un cantiere, coinvolgendo una serie di realtà del terzo settore, del profit e dell'ente pubblico per iniziare questo percorso. Però il percorso nasce appunto con un'ottica che guarda il territorio non come un luogo dove portare dei servizi, ma dove trarre le risorse che in quel territorio sono presenti e mettendole in relazione, utilizzando anche strumenti nuovi, ovvero ad esempio lo strumento della geolocalizzazione, che non è uno strumento di controllo di quello che una persona fa, ma è un sistema che permette in maniera anche abbastanza semplice di mettere in relazione i diversi dati che ogni soggetto, quindi gli enti pubblici, ma non solo, riescono ad avere per capire dove c'è più presenza di alcuni fattori. Immaginate una città come Trento, dov'è che ci sono più soggetti che sono in carica a servizi sociali, dov'è che ci sono più anziani over 75, dove ci sono più non autosufficienti. Incrociando questi dati uno va a progettare servizi che sono calati su quel territorio e riesci nel tempo a vedere se hanno impatto, perché questo è un elemento su cui poi eventualmente facciamo una riflessione insieme. Valutare l'impatto delle nostre azioni è l'unico modo per capire se abbiamo senso. Se non facciamo questo, il nostro senso è che in questi 30 anni raccontiamo male, raccontiamo soltanto sul numero, siamo 1000, abbiamo fatto tutte queste cose, bene, ma è cambiato qualcosa? Forse abbiamo in qualche modo frenato l'inarrestabile percorso di individualizzazione delle nostre società, però ecco, lo diciamo così, nessuno ce lo può dire davvero. Ecco, se non cominciamo a valutare l'impatto delle nostre azioni, difficilmente capiremo se abbiamo un senso e soprattutto non riusciamo a comunicarlo agli altri, agli stakeholder che poi potrebbero essere nostri cofinanziatori che fanno con noi un percorso. Quindi la valutazione di impatto può essere nel piccolo anche misurata attraverso questo strumento, che tra l'altro è uno strumento digitale open source che abbiamo messo a disposizione dell'amministrazione comunale, in cui valutiamo se sul territorio i servizi e i bisogni sono incrociati bene e se ci sono dei bisogni
che non sono evidenti ma che invece attraverso questa mappatura risultano all'occhio, e come su quel quartiere, su quel pezzo di città, pezzo di territorio possiamo portare servizi che in quel momento non sono presenti. E poi se che risorse ci sono una serie di esercenti che sono presenti in una strada ma non sono in relazione tra loro, eccetera eccetera. Quindi questo tipo di ottica è all'interno di un percorso che con anche Legambiente abbiamo fatto per mappare, per ridare questa mappatura al territorio e fargli vedere siamo questo, e per capire da questo com'è che transitiamo verso una consapevolezza che ci porta a essere più capaci di non solo resilienza ma di proattività rispetto a quello che accade. Quindi il consorzio non è più quello che ora facciamo la gara d'appalto, è anche quello, perché continua a essere anche quello, e vediamo fino a quando, perché questa è una domanda che ci dobbiamo fare. Faremo sempre questo come strumento di partecipazione al mercato, ma è l'attore, uno degli attori del territorio che trasforma e si porta e cerca di in qualche modo di riorientare le politiche su alcuni temi che per noi sono fondamentali. Le politiche abitative sono fondamentali, bene, allora faccio nascere un soggetto che quella roba la fa, e te a quel punto mi prendi in considerazione e trasformi anche il tuo strumento amministrativo per accompagnare questo percorso. Pensiamo che il nostro territorio sia ricco di risorse ma sono poco legate tra loro? Beh, ti diamo degli strumenti che facciano sì che questa roba sia in rete, e facciamo un percorso insieme, perché così quando c'è un bisogno, ad esempio durante la pandemia, attraverso il cantiere dell'economia civile è stato attivato tutto un percorso per recuperare PC e dati alle famiglie che ne avevano bisogno. Sono cose banali, quindi non sto parlando di cose fantascientifiche, ma senza quel contenitore questa roba sarebbe stata molto più faticosa, perché le persone non si sarebbero fidate: a chi fa il mio PC non te lo do. Quindi per creare fiducia, relazione tra persone e mettere in rete soggetti che poi hanno competenze, è necessario creare un contenitore che in qualche modo faccia sì che queste persone si sentano più accolte, più riconosciute per le proprie competenze. E quindi il soggetto del consorzio diventa un po' il player di un territorio. Stamattina sentivo del consorzio di Lecco, no? Che nel suo percorso trasformativo a un certo punto ha influenzato le politiche sociali di quel territorio. Non solo quelle sociali, noi vogliamo in qualche modo influenzare tutte le politiche, quelle urbanistiche, quelle educative. Questo è l'obiettivo di un soggetto che vuole essere l'impresa sociale più importante, ma non più importante perché fattura 100 milioni di euro, più importante perché le cose cambiano in meglio, perché migliorano, perché le persone stanno meglio. E concludo la mission che ci siamo dati in questo percorso, che chiaramente non è un percorso privo di ostacoli, anzi, gli ostacoli li stiamo subendo anche in questi giorni, nel senso che sono ostacoli che ogni giorno si presentano davanti in maniera repentina. La mission che ci siamo dati è che il nostro ruolo è quello di creare infrastrutture sociali per aumentare, per produrre valore. E il valore, quando parliamo di valore, non è soltanto il valore economico, chiaramente, quello è l'ultimo. Il valore è il valore che in qualche modo all'interno di quel territorio è presente ma non visto, o che non è presente e che deve essere implementato. E questo è anche dentro le nostre imprese. Pensate alle cooperative tipo B, prima sentivo 3 esperienze molto belle, ecco, nel nostro territorio le cooperative tipo B non sempre se la passano benissimo, perché sono dentro un meccanismo di schiacciamento dove il valore che rimane è nullo. Ecco, anche quel valore deve essere rimesso su un livello giusto, perché altrimenti quella cooperativa in qualche modo a un certo punto frana su se stessa, e quindi gli inserimenti lavorativi non ci sono più, gli svantaggiati non sanno poi dove possono essere occupati, frana un sistema che invece aveva sorretto anche tutta una serie di percorsi. Quindi quando parliamo di valore in senso lato. Ok, allora stamattina abbiamo sentito un po' di analisi rispetto a quello che è stato il percorso storico che hanno fatto sia la cooperazione sociale ma anche gli stessi consorzi che sono nati per aggregare, e avevamo detto precedentemente, per fornire una serie di servizi ai soci. Ma prima ancora
di tutto questo a monte c'era una visione, c'erano dei valori condivisi e la costruzione di alleanze che rendevano reciprocamente forti le organizzazioni all'interno di questi consorzi. C'è stata un'evoluzione nel tempo, abbiamo vissuto tante fasi, l'affermazione e il riconoscimento molto anche del ruolo e dell'importanza del terzo settore a livello nazionale, insomma siamo storia a livello europeo. C'è stato qualcosa però, vi spiego una riflessione da condividere, che ha mosso un po' le acque durante lo stress test Covid. Cioè, prima del Covid avevamo cominciato a livello nazionale, poi sono sociologa, insomma viaggio su approfondimenti rispetto a quello che accade in termini di fenomeni. Leggevo la narrazione delle social street che sono nate a Bologna, questa necessità e bisogno di costruire di nuove alleanze comunitarie, riconoscersi all'interno di quelle stesse comunità. Dopo, durante il Covid, se volete, tutti noi ci siamo ritrovati vulnerabili, no? Un nervo scoperto, cioè anche noi, quelli del terzo settore, ma anche le nostre aggregazioni, si sono resi conto che probabilmente l'elemento della fragilità non era l'elemento unico e ultimo sul quale agire rispetto a noi stessi, ma anche alle comunità all'interno delle quali vivevamo. Probabilmente c'era un ulteriore elemento con il quale non volevamo più fare i conti e che una comunità intera può diventare vulnerabile, noi stessi potevamo diventare vulnerabili. Ed è allora che ha senso, sicuramente ha senso, ritornare al senso. Ecco perché ci stiamo chiedendo anche rispetto al ruolo delle aggregazioni consortili quali possono essere le vie maestre, cioè cosa andiamo ad innestare in termini di valori e di senso in una nuova rivisitata normalità. O meglio ancora, e forse questa è una roba sulla quale ci dovremmo altrettanto interrogare, ma chiedo anche a loro di farlo insieme a noi. Lo stress test c'è stato, il Covid c'è, magari fa un po' meno paura, magari in parte sembriamo addirittura insomma, adattati a questa nuova dimensione, insomma, di pericolo che precedentemente nessuno di noi riceveva. Però c'è un filosofo che dice una cosa interessante che mi ha colpito molto, Thomas Kuhn, dice che i paradigmi non è il caso che cambino durante il periodo delle emergenze, anche no, perché non è il momento di dare delle risposte durante delle emergenze, probabilmente ci dobbiamo fermare un attimo a farci delle domande e a costruirle bene, perché forse se facciamo bene le domande probabilmente ci apriamo su nuovi scenari che avremo trasformato insieme. E poi l'ultima, e su questo poi ci dovrete voi raccontare, la prima domanda su cui ci ho perso un po' più tempo, mi perdonerete questa, ma c'era il senso di quello che ci stiamo raccontando ai vari tavoli in questi ultimi mesi. La domanda che mi faccio, noi nella nostra azione come consorzi di primo, di secondo livello, insomma come li volete, attualmente qual è l'orizzonte che ci diamo rispetto al nostro ruolo e alla nostra funzione nel futuro, rispetto alle nostre comunità? Perché c'è stata una fase di welfare state, pare oggi parliamo di welfare comunitario, forse ha più senso individuarlo in quanto tale. E poi oggi ha senso parlare ancora di terzo settore? Chiedo scusa se la metto così, non è una provocazione, ma è probabile, o meglio, almeno io mi ci sto interrogando, che ci sia necessità di questo terzo pilastro, cioè la consapevolezza rispetto a quello che ci siamo detti precedentemente, come ci racconta Rajan, di mettere tra Stato e mercato la comunità. Altrimenti potremmo diventare eccessivamente autoreferenziali e non possiamo più vivere di apologia del terzo settore, ma se proprio lo dobbiamo fare andiamolo a fare fuori da queste stanze, insomma, che pure ci aiuta. Quindi insomma
La riflessione che io ho condiviso con voi è anche una riflessione che stiamo facendo ai tavoli nostri, negli altri consorzi, i nostri consorzi locali. Quale sarà il nostro ruolo da qui in poi? E quanto questo elemento scioccante ha addirittura potuto provocare delle rotture o delle deviazioni da quelli che erano i vostri piani strategici? Io? Assolutamente. Elena, volevo Vai. dire, diciamo, ecco, io mi aspettavo un'altra cosa, no? Però poi alla fine, nell'ultima parte del tuo intervento, capisco che appunto forse il paradigma con cui mi sono seduto su questa sedia è quello di immaginare un primo livello di imprese che fanno, di imprese sociali, diciamo, cooperative sociali, che fanno dei servizi, un secondo livello di consorzi di cooperative sociali in cui i soci sono, quindi si parla dei bisogni delle cooperative sociali, la formazione, l'informazione, la consulenza fiscale più, e poi c'è un eventuale terzo livello del consorzio dei consorzi che in qualche maniera allora invece i vostri interventi mi hanno spiazzato, no? Perché in fondo io ci chiamo tempo, Sì, sì, anche se io mi sono messo la cravatta in onore del fatto che sono il presidente, uno si doveva mettere la cravatta. Sono uscito io A saperlo. Voglio dire, tu appunto ci hai raccontato in fondo molto di un'esperienza anche della concretezza. Lì ho letto più di una concretezza fatta dei problemi che io avrei detto sono quelli di cui si occupa non il consorzio, ma le cooperative sociali. Tu ci hai raccontato in fondo anche di un'evoluzione verso un modello che poi finisce per essere simile al suo, nel senso che forse con un elemento di innovatività in più colgo nel tentativo di trovare, diciamo, delle risposte anche nuove a dei bisogni. Poi c'è tutto il tema della valutazione di impatto su cui anche dentro il nostro consorzio, il nostro IRIS, diciamo, il nostro network c'è dibattito su fino a dove possiamo arrivare. Forse la risposta alla domanda che tu poni non l'avremo mai, perché non possiamo ritornare indietro a 30 anni fa e vedere che succedeva. No, certo. E quindi diciamo ce la possiamo costruire con gli argomenti logici della ragione, dell'analisi sociale, economica, eccetera. Allora in questo senso, rafforzando la tua domanda, quindi voi, diciamo, per esempio, non vedete più questi 2 o 3 livelli e quindi vedete un consorzio che è non più l'unione di esperienze dal basso, ma diventa più un motore di nuova presenza nei territori secondo una logica in cui poi dovremmo appunto tener conto di questa dimensione dell'impatto, dell'innovazione sociale, della capacità di andare al di là dell'essere quelli che facevano le 3 cose della 381, no? Perché oggi ce ne sono 20 da fare, e quindi l'ambiente, la transizione digitale, la cultura, diciamo, sono tutti territori nuovi che si aprono. Allora questo ad integrare, diciamo, la tua domanda è anche per dire pubblicamente, visto che siamo tra pochi amici e ci parliamo con sincerità, una specie di disagio iniziale, dico, ma come mai lui parla della situazione degli immigrati piuttosto? Quella è una cosa di cui invece no, appunto. Questo è per rafforzare la tua domanda. Allora, parto da come noi vogliamo guardare la realtà, mettiamola così, dal punto di vista politico, economico. Noi siamo immersi, noi soprattutto nel nord del mondo, ma anche nel sud del mondo, immersi in una realtà che è una realtà dove il denaro e il profitto sono l'elemento, chiamiamolo neoliberismo, insomma, però ecco, è evidente, no? Quindi su questo io penso non ci siano grandissimi dubbi. Quindi noi dobbiamo capire se la cooperazione sociale si inserisce in questo modello, quindi dici, io cooperazione sociale faccio quello che devo fare all'interno di un modello che è neoliberista, quindi mi adeguo a quella roba lì. Ne sono consapevole, ci sto male, ci sto bene, ma vado avanti. Quindi vuol dire che partecipo alle gare d'appalto, faccio le mie cose, di fatto mi interessa portare il pane a casa, cioè lavorare un po' di persone. Poi il mio approccio al mondo è un approccio che non rompe
con quella roba, no? Non rompe. Oppure dico, a me questa cosa del modello neoliberista mi fa schifo e provo a trovare un modello che in qualche modo confligga senza fare le barricate, ma confligga. E com'è che si può confliggere con questo modello? Il primo elemento è togliendo le persone da dove sono collocate. In questo momento le persone sono collocate in un modello che giudicano tutto sommato rispondente in parte alle proprie esigenze, e in parte no, ma la parte del no è silente e solo in alcuni momenti viene fuori. Oggi mentre venivo qui, sono uscito dalla stazione, c'erano 3 persone che 32 giorni fanno lo sciopero della fame. Non lo so perché, non l'ho voluto approfondire, ma sicuramente quello lì sono persone che si sono a un certo punto accorte che il modello neoliberista forse tanto bene non gli andava. Quindi se stiamo fuori dobbiamo creare un nuovo modello. Noi pensiamo che per creare un nuovo modello dobbiamo arrivare alle persone e togliere l'elemento della solitudine in cui sono immerse, perché il tema della solitudine è il tema che oggi ci rappresenta a tutti. Statisticamente nelle città la metà delle persone si ritiene sola, e quando non è solo parte si ammala prima, invecchia prima, muore prima, ma non genera relazioni, non genera ricchezza relazionale, non aiuta quello che gli sta accanto. Questo è il problema. Quindi venendo a quello che chiedeva Elena, cos'è accaduto l'anno scorso quando c'è stata la pandemia? Che le cooperative sociali sono arrestate, molte, perché i comuni e gli enti locali a un certo punto hanno bloccato le risorse, articolo 48, un articolo 48, questo cosa evidenzia? Che la cooperativa sociale c'è solo se qualcuno ci mette la benzina, se non ci mette la benzina smette di esistere in parte o in tutto. Poi è vero che ci sono le cooperative che gestivano l'RSA che hanno continuato a lavorare forse anche di più, ma l'elemento evidente è che noi eravamo alla mercé di qualcun altro e il legame con il beneficiario, con la persona che di fatto è dentro i servizi che noi eroghiamo, era un legame praticamente che è svanito nel tempo zero. Nessuno si è messo lì a dire ma forse potremmo, poi qualcuno chiaramente si è inventato una serie di servizi che sono nati lì per lì e soprattutto da parte del partito tipo lì, no? Però quello che è venuto fuori in quei 2 mesi è dove è andata a finire la cooperazione sociale in Italia, dove si è smaterializzata, e quindi questo significa che fino al giorno prima pensavamo di avere un ruolo, una funzione, un'importanza, poi questo ruolo, questa funzione, questa importanza, se non è collegata fortemente in maniera viscerale con il terzo pilastro, con la comunità che noi dobbiamo rappresentare, interpretare, dobbiamo essere quella parte lì. Se non siamo quella parte lì non siamo niente, perché facciamo finta di essere un po' profit ma con strumenti da cooperativa sociale, però vuol dire che a un certo punto ci snaturiamo totalmente. Qualcuno ci sta intraprendendo quella strada, già intrapresa da Mo', oppure siamo nella comunità. Se siamo nella comunità dobbiamo stare lì dentro appieno, interpretando quella funzione come attore che in qualche modo attraverso contenitori culturali chiari, no? Perché prima parlavo del distretto dell'economia civile, quello è un contenitore che rappresenta un territorio che ha distretti industriali, la stessa dimensione, ma porta elementi nuovi di innovazione sociale, di inclusione sociale, ambientale, perché l'impresa profit che vende determinati prodotti non può non tenere conto a sua volta degli impatti negativi o positivi che ha nella comunità, e questo lo dobbiamo in qualche modo rappresentare noi, portare come elemento di ricchezza se c'è e di criticità se c'è. Quindi all'interno di quel contenitore le imprese per i loro versi, ma anche le persone che vi abitano, devono essere portate sul livello di consapevolezza che li rende tutti partecipi di un percorso da fare insieme. Ma il primo elemento è quello culturale. Se la comunità non si sente comunità, si fa soltanto l'erogazione del servizio a domicilio. Lo do a te, poi lo do a te, lo do a te, ma l'anziano che è da una parte e il giovane che è dall'altra non si conoscono neanche, quindi non si supportano neanche. Quindi noi siamo soltanto erogatori di una infinità di servizi. Immaginate solo questo, che oggi sono 3 milioni di non autosufficienti in Italia, nel 2030 saranno 6 milioni, quale welfare state potrà bastare a rispondere a questo tema? Se noi non riusciamo a rallentare, e per rallentare vuol dire togliere dalla solitudine persone che oggi sono autosufficienti e che diventeranno non autosufficienti domani, se non rallentiamo questo processo
non solo il welfare state, qualsiasi welfare collasserà. Mi permetto di fare un'ulteriore riflessione, poi passerei la parola invece anche a Fabio. Noi abbiamo detto stamattina che le centrali cooperative si occupavano del valore, del senso, insomma, della funzione di advocacy, mentre i consorzi dovevano essere la struttura tecnica che avrebbe accompagnato poi i processi di sviluppo. Ma se tanto mi dà tanto rispetto alla vocazione politica, se si parla di distretti di economia civile sui territori, se un consorzio si trasforma e trasforma la propria comunità, condividendo con gli altri attori del territorio un distretto in distretto di economia civile, per me sta facendo politica, ha una grande importanza rispetto alla rappresentanza, cioè la vocazione dei consorzi si sta trasformando. Forse lo facevamo anche prima. In che modo? Perché la cosa che volevo chiedere invece a te a questo punto, da un punto di vista di sostenibilità, perdonami, tra l'altro questa è una domanda che mi aspetto Marocchi, non gliela perdono, da un punto di vista della sostenibilità, costruire, diventare, trasformarsi, perché tanto mi sembra, in animatori di alleanze locali ha un senso? E se sì, quale? Cioè il ruolo che sta cambiando rende sostenibile in questo processo culturale eccetera la sostenibilità non solo delle cooperative ma anche dei consorzi stessi? È una domanda complicata. Lo devo dire, però la puoi prendere con Marocchi perché è un puntino che... Allora, io credo, vi faccio un po' di esempi pratici, no? Mi aiutano tanto, e penso che aiutano anche a capire. Sale della Terra è un consorzio che sta creando sostenibilità, non perché, come diceva prima il collega, sì, partecipiamo anche noi a gare d'appalto, le vinciamo, qualcuna la perdiamo, peraltro non partecipiamo a gare di appalto con massimo ribasso per scelta. È stata anche la nostra battaglia, come dicevamo prima, quella di dire ai comuni e alle stazioni appaltanti che le gare che riguardano i servizi sociali, i servizi alla persona, non vanno al ribasso. Se sono fondi certi dalle parti del Ministero, non potete metterle a ribasso, dovete metterle qualitativamente nella vostra testa, la scelta dell'ente che deve vincerle. Questa è stata una lotta di cambiamento culturale, soprattutto al sud, perché è molto più facile fare le gare a ribasso. Con la busta C basta mettere meno e si va avanti. Quindi non è solo una sostenibilità economica. Come dicevamo prima, la nostra scelta di stare nelle comunità è una scelta difficile, tremenda, perché avere a che fare poi con le comunità è bello ma difficile, però che ci può dare veramente quella sostenibilità culturale, politica, d'azione. Noi ci siamo posti un interrogativo prima del Covid ed è continuato durante il Covid. Noi avevamo a che fare con tantissimi piccoli comuni, soprattutto in centro Italia, in Campania, nel sud. Ci sono comuni letteralmente che stanno morendo e sono la parte trainante del nostro paese, il 70% dell'Italia è fatta di piccoli comuni. Noi girando, conoscendo, vedevamo per esempio Petrura e Chianchie, due piccoli comuni dell'Irpinia, 230 abitanti sulla carta, uno 400 l'altro, divisi da una sola via, e andando così, girando, vedendo queste comunità, la cosa che a me sorprendeva era, la domanda forse più sciocca era: ma perché per esempio non vi unite? La risposta era: ma che c'entriamo noi con loro? Una via li divideva, una semplice via. E ci siamo interrogati, perché poi i sindaci erano disperati, asili nidi chiuse, scuole elementari chiuse, tutto fermo, e ci siamo interrogati per dire: ma come noi possiamo essere utili per questa comunità? Come si può creare sostenibilità? Come questi comuni potranno continuare a vivere? Il sindaco di Chianche era preoccupato perché si era fatto un calcolo che dopo un tot di anni non riusciva neanche più a pagare l'illuminazione pubblica con le tasse dei cittadini, perché non c'era più nessuno.
E da lì è nato il nostro ascolto del territorio, l'ascolto della comunità, e abbiamo pensato di creare questa rete dei piccoli comuni del welcome, questa rete che crea sostenibilità, che dice che l'accoglienza non è fine a se stessa, cioè il grande problema in Italia era che si creavano le politiche di welfare d'emergenza. Arrivavano i migranti, li portiamo in quel comune, ci sono dei sindaci che la sera si coricavano avendo 300 abitanti, la mattina dopo si trovavano 200 nigeriani, senegalesi nel proprio territorio senza saperne nulla. Ed era il grande problema, la grande paura nei piccoli comuni. Noi abbiamo provato a dire, girando i consigli comunali infuocati, provando a dire guardate che non è questo il tema dell'accoglienza, guardate che attenzione, che ci può essere vera accoglienza solo se c'è sviluppo locale, solo se c'è sostenibilità, altrimenti non è accoglienza, è gestione del servizio, come si diceva prima. Guardate che ci possono essere politiche di welfare, perché voi avete già le risposte, solo che non le sapete sfruttare, e ci sono i budget di salute per le disabilità, ci sono i progetti SAI, di ex SPRAR per il tema dei migranti, il reddito di cittadinanza collettivo che adesso sta cambiando per mettere insieme questa una risorsa comunale. Le case sfitte possono essere riaperte attraverso l'accoglienza di piccoli numeri di migranti, e questo è andato proprio con l'ascolto delle comunità. E questi sindaci, queste amministrazioni si sono messe insieme creando questa rete di piccoli comuni, e oggi Petrulo, Chianche hanno l'asilo nido riaperto, hanno la scuola riaperta, hanno creato le cooperative di comunità insieme tra migranti e giovani del posto che invece di andarsene hanno deciso di rimanere nel territorio, e hanno creato queste cooperative di comunità e fanno parte del consorzio Sale della Terra. Ne abbiamo generate, adesso siamo arrivati a 10 cooperative di comunità in tutti i piccoli comuni. L'idea era di far incontrare il sogno di un ragazzo africano che è venuto in Italia, che con tutto il rispetto per Tigiano, Tricase, Chianchi, Petrulo, i nostri comuni, Rocca Bascià, non era certo andare a vivere in questi piccoli comuni, ma era andare a vivere nelle grandi città. Abbiamo provato a dire a questi ragazzi: guardate che la periferia di Roma, di Milano, di Berlino per voi è peggio dell'Africa, è peggio. Abbiamo creato opportunità in questi piccoli comuni, riprendendo le terre abbandonate, ascoltando la comunità, mettendo insieme i giovani, i migranti, e da lì sono nate tantissime produzioni, e quindi si è ripresa un'economia in questi piccoli comuni. Quindi in questa giornata a me è sembrato un po', ascoltando, mi sono arrivato un po' in ritardo stamattina, però ascoltando un po' i miei commenti, non stiamo celebrando il funerale dei consorzi, Cioè questo, io ho avuto questa impressione, non è il funerale dei consorzi. Se non è, perché se come si ascolta la comunità, se si vive, se si crea politica sui territori, non c'è la morte, non c'è la fine dei consorzi. È vero che diceva, le cooperative sociali sono quelle che agivano, però io posso assicurare che anche i consorzi possono essere veramente attori di un territorio, di trasformazione, di innovazione. Prima diceva l'idea di creare prima un'infrastruttura sociale, no? La stessa cosa accade con la progettazione sociale. Uno dei grandi problemi, a mio avviso, che si collega sempre al tema della sostenibilità, è quello dei progetti sociali calati dall'alto. Io scrivo un progetto, mi arriva il finanziamento e poi non lo so gestire. Quello che invece proviamo a dire, e secondo me è fondamentale, è che, come diceva prima, l'infrastruttura, ascoltando il bisogno, viene creata. Il progetto è l'ultimo passaggio. Il progetto risponde ad una storia, risponde ad una richiesta del territorio, ad una domanda. Non può essere il progetto a monte e poi il finanziamento, poi non lo so gestire. No, prima c'è la storia, prima c'è l'incontro, prima c'è la domanda del territorio, prima c'è la fragilità da incontrare, e poi allora sì posso dare la risposta attraverso il progetto. E quindi questo permette di saperli gestire, di gestirli bene, di creare poi sostenibilità futura. Ok, Marco, a te ne tocca un altro di tema. Come hanno reagito gli stakeholder alla vostra chiamata? Cioè, questo elemento trasformativo, perché voi
state immaginando una rivoluzione rispetto a quello che è un prima e un dopo nell'approccio, nella relazione con le comunità in cui abitate. Prima mi domando questo, poi magari l'altra la faccio a lui. Allora, Cioè, è stata una passeggiata? No, passeggiate non ci sono. Come l'ho reagito? Allora, ci sono tra gli stakeholder, li differenzio, il terzo settore tutto, soprattutto associativo, ha reagito discretamente, nel senso che ha trovato un contenitore in cui confrontarsi su progettualità concrete. L'ente pubblico inizialmente l'ha preso come c'è anche questo, un giochino, vabbè, ci siamo, insomma, tanto non cambia niente, nel senso, è una roba che è folklore. Le imprese for profit sono chiaramente quelle che ad oggi chi c'è dentro appieno, e chi non c'è dentro non è neanche attratto, ma è la sfida. Cioè, la sfida è quella di attrarre il più possibile imprese for profit, non perché ci servono la loro parte di risorse, ma perché impattano molto dal punto di vista del lavoro sul territorio, quindi è importante che ci sia ambiente, inclusione sociale. E poi ci sono i nostri soci, quindi li differenzio perché chiaramente per ognuno diciamo, le reazioni sono state le più diverse. Però ecco, partendo da quello che dicevo prima, c'è la cornice culturale, per tutti la cornice culturale è quella, per cui quando si entra in un meccanismo in cui si cambia la cornice culturale, la fatica è proprio mettersi su un binario diverso. E il binario diverso, se non vedo i risultati, perché poi noi siamo abituati a questo, no? Ma che mi conviene, che interesse ho personale, che frutti mi darà, e a volte i frutti non sono immediati. Ad esempio, dentro il distretto dell'economia civile si sta ragionando da un annetto e mezzo di fondazione di comunità. È un tema che nel nord è un tema che funziona, cioè in Lombardia ci sono quasi per ogni comune, nel sud con la fondazione con il sud ne sono nate, qui in Toscana non ci sono. Ed è uno strumento che potrebbe rispondere ad alcune progettualità significative, serve mettere insieme tanti attori. Abbiamo fatto il giro dei sindaci, abbiamo fatto il giro delle imprese, ancora diciamo che c'è un interesse, ma per trasformarlo in azione e in risultati bisogna presentargli dove si arriva, che succederà. Allora, che succederà? Se uno glielo rappresenta bene, a un certo punto si muove anche la macchina. Se non glielo rappresenti bene, c'è solo l'idea che di fatto si sta parlando di qualcosa di intangibile. Alla fine il cambiamento culturale interessa a pochi se non si vede che quel cambiamento culturale mi porta un qualche tipo di vantaggio, anche fosse il fatto che sono più riconosciuto, ho un ruolo, una funzione, passo bene e a un certo punto vedo anche il mio nome scritto da qualche parte. Ecco, siccome questo è il meccanismo che si instaura nei territori, per scardinare il fatto che l'obiettivo a volte non è immediato e il risultato non arriva dopo 10 giorni, questa è la fatica che uno deve in qualche modo fare, con però la barra dritta, chiaramente, che sono un obiettivo, è chiaro che prova a portarsi dietro più soggetti possibili. Ok, a te invece avrei chiesto, ma hai risposto già, secondo te se attualmente il consorzio è la forma di aggregazione più indicata per stare insieme oppure, però tu prima hai detto no, ma questa non è l'apologia della fine di una, quindi insomma a questa domanda già hai risposto. Ci sono altre forme per stare insieme che sono validissime, vedo anche contratti di rete, tante, però la mia esperienza vede nel consorzio quella forza di, almeno il cammino ha fatto gli ostacoli, aiutare anche la consorziata per esempio che sta peggio rispetto ad un'altra è la forza del consorzio, almeno giuridicamente vedo il consorzio che proprio
su questo percorso, per esempio la cooperativa viene aiutata in questo senso. Con altri strumenti giuridici è più difficile. Ma in questo cambio di paradigma, rivoluzioni, trasformazioni, Covid, tutto quello che ne è venuto, e parliamo di terzo pilastro, eccetera, avendo un senso, teniamo conto che abbiamo ancora un senso, ognuno porta quali sono le competenze oggi necessarie all'interno delle nostre strutture organizzative per portare avanti questi percorsi e queste importanti trasformazioni che state avviando? Cioè, quelli di noi un po' più vecchi rispetto a quello che sta accadendo, non dico che sono da rottamare, ma quali sono le nuove funzioni e le nuove competenze di cui ha bisogno un consorzio oggi per dare delle risposte alle proprie consorziate e a questo punto alle proprie comunità? Prima di parlare di competenze tecniche, penso la prima cosa che ognuno di noi dovrebbe, vecchio e giovane, dovrebbe fare, non dico quotidianamente, ma con un certo impegno, è studiare. Sembra una banalità, però dobbiamo assolutamente approfondire tutto ciò che non solo intercetta il nostro agire quotidiano, ma che intercetta i cambiamenti che oggi il mondo attraversa. Cioè non possiamo non leggere cose che riguardano l'economia, l'ambiente, la tecnologia e chiaramente ciò che più spinge sul futuro, perché questo ci permette di avere una visione, altrimenti la nostra visione è legata a un'euristica, no? Mi sembra che si vada da quella parte. Ecco, noi la prima cosa che dobbiamo fare tutti è studiare. Studiato abbastanza e approfondito le diverse questioni. È chiaro che ci sono delle competenze che in questo momento dentro le cooperative sociali e consorzi non ci sono, questo è, ma perché non siamo attrattivi principalmente, no? Perché la nostra capacità di attrazione rispetto ad alcune competenze e a remunerarle per quanto è necessario, considerando i nostri contratti, considerando insomma tutto quello che voi sapete, non è così alta, però sicuramente tutto ciò che ha la capacità di entrare in contatto con la comunità in maniera diversa, di quantificare quello che la comunità fa e quindi i dati, come noi raccogliamo i dati oggi, con i questionari, con le interviste, con niente, con il sistema di gestione qualità che mi obbliga a fare determinate cose, ecco, i dati come li raccogliamo. Ma quando dico dati, e noi tra l'altro abbiamo presentato un progetto in questi giorni, dico dati non soltanto di quelli che usufruiscono di servizi, ma anche quelli che non usufruiscono di servizi. Nel nostro territorio, che è uno dei più significativi da quel punto di vista, in Italia di bambini che si iscrivono ai nidi siamo al 35% e gli altri 65% che fanno? Di che cosa hanno bisogno? Ma chi lo sa? Lo sa l'ente pubblico? No. Lo sappiamo noi? E quindi quella roba lì noi la dobbiamo in qualche modo intercettare. Con quali strumenti? Sicuramente l'aspetto tecnologico c'è e nei nostri cooperative e consorzi l'aspetto tecnologico è abbastanza nebuloso, come anche se ci siamo in qualche modo abbiamo fatto passi a gigante nell'ultimo anno e mezzo, ma non sono sicuramente passi che permettono di arrivare a determinati obiettivi. Quindi quello è un elemento che dobbiamo in qualche modo portare dentro, ma anche la capacità di portare dentro elementi che di solito non sono dentro le nostre realtà. La capacità di vedere le strutture urbanistiche delle nostre città è un elemento che abbiamo pochissimo, no? Io non vi dico che deve essere qualcuno che fa quello, ma che ha quel tipo di approccio, sì, perché le nostre città hanno una costruzione, ad esempio nel nostro territorio sta attraversando la revisione totale del piano urbanistico, la cooperazione sociale non partecipa a quei tavoli, perché? E invece sarebbe interessante partecipare. Come verranno pianificate in quel territorio nei prossimi 5-10 anni? Ogni tanto ne parliamo perché abbiamo una buona relazione, ma non è che noi siamo strutturalmente a quei tavoli. E se ci partecipassimo porteremmo competenze legate a una conoscenza dei nostri servizi, un po' di lettura del territorio rispetto ad alcuni dati, ma non competenze che hanno
capacità di interagire su quei livelli, e questo invece dovremmo saperlo fare. Quindi tutto ciò che è sviluppo di un territorio, capacità di conoscere i cambiamenti demografici, sociali, culturali, economici, tutto questo dovrebbe essere dentro, se non dentro strutturalmente, dentro come cornice di elementi con cui uno entra in contatto rispetto a quello che serve. Perché se vogliamo essere qualcosa che impatta sul territorio, quel territorio lo dobbiamo conoscere a menadito, anche per molte cose che non sono conosciute da nessun altro, sicuramente non dall'ente pubblico. Però a questo punto mi viene una doppia riflessione, ma è l'ultima perché poi passerò la parola, e lo dico anche al nostro presidente, insomma, di Iris. Ma non è che in quel passato in cui ci si raccontava che la soluzione era nel campo di fragole, stiamo ritornando al campo di fragole, perché ho l'impressione rispetto a questo approccio, anche a questa visione comunitaria, insomma, dove si parla della necessità di essere dentro il processo all'interno di quella comunità, conoscerla al meglio per poter dare delle risposte e per condividerle con gli abitanti di quella comunità. In effetti mi sembra un po', la lancio come provocazione, ma poi ditemi voi anche dalla sala che ne pensate, mi sembra che ci sia nel nostro passato, in quell'impianto del passato, un'idea, come dire, di distretto di economia civile che era molto più moderno di quanto immaginavamo, insomma. È così? Lo chiedo ad entrambi, cioè, e poi anche a voi. È possibile che tutto quello che ci stiamo raccontando in termini di, come dire, approccio generativo ha la necessità assolutamente importante di essere parte di quel territorio, radicati in quel territorio, e quindi anche l'azione dei consorzi stessi su quel territorio ha una vocazione diversa da quella che ci si aspetta rispetto alle performance imprenditoriali. È una mia riflessione rispetto agli stimoli che mi avete dato, però mi piacerebbe una risposta di entrambi e poi passiamo ai colleghi. Però forse, se lo sapesse no, Felice. io sono più vecchio, il campo di fragole, se non ricordo male, l'idea di Felice era più un fatto completamente diverso da quello che loro anche ci hanno raccontato, perché più il fatto che dal basso nasceva, cioè una cooperativa ne faceva nascere un'altra per imitazione, per emulazione, Ma all'interno forse dei non territori tanto specifici. un'idea, diciamo, che più, per usare bottom up o top down. Questo invece, questi modelli che abbiamo sentito mi sembrano più i consorzi che si muovono, come dicevi, in una prospettiva più politica e in una logica più top down, perché il tempo è cambiato, perché non è che top down è brutto e bottom up è bello, no, perché uno deve anche adattare il modello che utilizza al mondo. Allora, scusate se ho interrotto, ma No. sono i capelli bianchi, non ce l'ho. Almeno io la leggevo così. Nella interpretazione del campo di Franco, io mi ricordo che c'era anche l'importanza del radicamento della cooperativa con cui. Però il radicamento è un'altra cosa. Però lo costruisci in un altro modo, come ti ha spiegato tu, facendo, diciamo, in qualche modo sempre un monitoraggio del territorio con strumenti innovativi che oggi non esiste, oppure un avvicinamento di comunità che altrimenti sono destinate a morire per avere un patrimonio culturale anche enorme, no? di tradizioni, di mestieri, di diversità. Ma la difficoltà più grande che in questo momento io personalmente sto vivendo è proprio che quando si genera una nuova sede è impossibile replicare del tutto politiche, il welfare, quello che si è fatto da un'altra parte. Secondo me uno dei grandi problemi che c'è stato molte volte quando si sono aperte nuove sedi è stata la mancanza di ascolto del territorio, della vocazione di quel territorio, perché se alcune cose vanno bene in una comunità montana non possono andare bene in una comunità costiera, per esempio, no? È una banalità, però la mancanza di ascolto del territorio è uno dei grandi problemi, e aprire una nuova sede sembra una cosa semplice, ma io l'ho detto dal primo giorno,
Guardate che mi state mandando in una situazione affascinante ma devastante, perché arrivare a un nuovo territorio significa avere l'umiltà di mettersi in ascolto di quel territorio, di mettersi in ascolto di chi già lavora in quel territorio, e quindi non è una cosa semplicissima generare, aprire e ascoltare la vocazione di un nuovo territorio, perché una politica di welfare che ha funzionato a Benevento può essere che a Lecce non funzioni per niente. Queste sembrano una banalità, ma sono cose secondo me importantissime. Ok, io aprirei, sì, aprirei alle domande. Il mio conterraneo. Conosco bene l'esperienza di quei Napoli perché sono Vieni qua, dai. Dove stiamo un microfono? è stato un microfono. Prendi questo, guarda se funziona questo. Sì, sì, no. Sì, funziona? Funziona? Sì. Allora, io conosco bene l'esperienza toscana, poi avevo visto qualcosa, forse in qualche video ultimamente, passato in televisione forse, può darsi. Questa roba qua. Sì, e niente, ora io sono presidente anche di un consorzio, quindi dire che i consorzi in servono è un po' complicato. E penso che, tra l'altro non lo penso, però penso che non sono uno strumento, io penso, i consorzi, uno strumento per fare qualcosa. E dipende come lo si usa il consorzio, perché non è che è il consorzio lo strumento di animazione della comunità, di costruzione di modelli di sviluppo, roba del genere. È quella comunità che deve scegliere qual è lo strumento. Noi siamo un'esperienza un po' particolare, noi siamo solo B, quindi qualchenista, siamo da 35, quindi siamo abbastanza anche presenti nella rete territoriale della Toscana, dell'Alto Lazio, nel mondo. E il modello è un po' diverso, cioè alla fine noi pensiamo che il nostro consorzio, penso che ogni territorio deve avere la sua ricetta di sviluppo, cioè è stato piaciuto quella roba di dire se apre una nuova sede, non funziona, non è che si fa con lo stampino. E nella nostra scelta è comunque ancora il socio, la cooperativa, la base su cui andiamo a costruire lo sviluppo. Noi possiamo fare gli acceleratori, possiamo immettere sostanze stupefacenti, possiamo trovare strumenti tecnologici, spingere verso la digitalizzazione, però se la cooperativa non muove, noi possiamo spostare quanto ci vorrà, ma saremo affaticati da un sistema del genere, dovremmo costruire sulle nostre strutture pesantezza che fra 5 anni non serviremo più, quella pesantezza ce la ritroveremo e penso che i consorzi, gli strumenti di rete devono avere quell'insostenibile leggerezza che è possibile girare quella barca quando ci pare, perché il rischio è che poi nelle strutture cooperative che sono lente si vada a lavorare per la barca invece che per l'obiettivo finale. Questo è un rischio che noi corriamo come consorzi, cioè alla fine per generare risorse dobbiamo drenare le risorse da quei territori che tanto vogliamo bene e magari inizialmente abbiamo costruito valore per pagare lo stipendio al presidente o alla struttura tecnica dei consorzi. Questo è un rischio enorme, quindi il consiglio, la strada che noi abbiamo scelto è quella di generare strumenti di scopo, che possono essere anche i consorzi, però devono essere tali che nel momento che quello strumento non serve più oppure è superato, abbia la forza di asciugarsi in tempi molto rapidi. Questo è un pensiero che a noi ci viene e su questo noi abbiamo cercato. Poi che c'entra? Abbiamo bisogno di strumenti di aggregazione anche economica per scalare, per avere impatto, per misurare l'impatto, per definire anche dei rating interni di valorizzazione delle nostre cooperative e delle nostre azioni che andiamo a fare nei territori o fare azioni di sistema, perché i singoli magari non ci riescono. Però attenzione, perché noi siamo uno strumento e non il fine. Ottimo. Qualcun altro vuole fare qualche intervento rispetto alle riflessioni sui mutamenti in corso o sull'utilità o ancora meno dei consorzi? Ma se vuoi dire qualcosa io, che martedì farò quasi morire un consorzio con l'assemblea soci, no, non è una battuta, no, nel senso che cioè, mi ritrovo insomma in tutto quello che
che abbiamo detto, questo tema del consorzio come animatore e come aggregatore in una comunità, credo che è quello che un po' le cooperative in questo percorso, ad esempio, che come Mantova abbiamo fatto, è quello che viene anche dalle cooperative come richiesta. Cioè la domanda: avete bisogno ancora di stare insieme su che cosa, anche se c'è grande conflittualità, perché poi prima c'erano le B, questa roba non l'abbiamo tirata fuori, ma il tema della conflittualità, ad esempio nella cooperazione tipo B, è un tema importante, è una conflittualità che poi si risolve anche nell'aggregazione, che non può essere solo convenienza, perché allora non facciamo più cooperazione sociale. Però le cooperative hanno risposto sì, noi sentiamo un bisogno ancora di lavorare insieme sui territori, però forse ci manca qualcosa. E l'esperienza della Lombardia, no? Delle fondazioni di comunità e di Fondazione Cariplo, che da 6 anni, 7 anni sta dando soldi ai territori per fare animazione di comunità, credo che sia interessante come domanda da porre alle cooperative ma anche ai territori. Chi oggi investe su questa funzione di animazione di comunità, di agenzia di rete, di collettore tra le parti? Perché questa è la domanda, perché poi i soci che mi dicono va bene, io vi alleggerirò il consorzio, però qualcuno deve investire in queste funzioni, perché sono competenze nuove, sono anche perché queste funzioni non sono solo risorse umane, ok? Sono anche risorse umane, sono un modello organizzativo imprenditoriale, sono un modello organizzativo del dialogo, sono strumentazioni, tutto il tema del digitale. Venerdì sarò con TechSoup con Google Italia e tutta questa cosa è però investimento. Allora chi oggi vuole, perché ce lo dobbiamo dire, chi oggi vuole investire su questa cosa, cioè su questa funzione di animazione, aggregazione, mediazione, che porta appunto a lavorare insieme anche con soggetti che hanno natura diversa, perché di questo hanno bisogno le persone, non solo della parte più sociale, ma anche della parte più profit del nostro paese. E vi invito a vedere un film, non so se l'avete già visto, che è uscito su Netflix, che è Oui, la rue de l'humanité, che è questa secondo me interessantissima metafora di quello che è successo al Covid, dove in questo palazzo bellissimo di Parigi delle persone che vivono prima del Covid in questo palazzo non si conoscono e grazie al Covid rianimano il cortile, che diventa luogo di salvezza, di vita, di narrazione, di racconto. E forse è un po' questa anche la cosa, però c'è qualcuno che si occupa di quella roba lì nel palazzo, che quindi, e soprattutto quel qualcuno è quello che sta peggio di tutti gli altri, perché anche questa dimensione dobbiamo recuperare. Quelli che sono spesse volte i protagonisti delle nostre cooperative, i fragili, i deboli, quanto li ascoltiamo, entrano dentro a questi paradigmi, ci danno soluzioni per. Anche questa cosa qua fa parte di quel lavoro di ascolto, di aggregazione, di mettere insieme, che è diciamo così, secondo me innovazione, che ci riporta un po' al passato ma che comunque ritorna dentro in modo forte, ed è anche quella parte più attrattiva. Cioè prima parlavamo delle cooperative di inserimento lavorativo e le esperienze che venivano fuori sono tutti, cioè i nostri psichiatrici sembrano tutti che devono essere, adesso faccio la provocazione, lo dico sempre per le mie cooperative di o fanno i giardinieri o puliscono i cessi o puliscono le aziende, ma se io guardo in cooperativa, sono anche vicepresidente di una cooperativa, almeno 10 persone che mi chiedono di fare gli attori nella vita, non di andare a pulire il verde del giardino. Allora, quanto spazio di sogno riusciamo ancora a dare ai fragili, che sono anche i giovani oggi, i ragazzi che sono stati chiusi in casa? E allora i consorzi quanto possono essere motore? E chi vuole investire oggi in questa roba qua, cioè in strumenti, figure, risorse umane che animano questi sogni e questa capacità di muovere anche l'economia e l'economia sociale? Questa era un po' una domanda insomma, che mi veniva. Assolutamente sì. No, rispondo a Manuela, tra l'altro sul comando, cioè, come in realtà la conosco, mi ha sempre attratto, e rispondo anche a Michele. E parto da questa esperienza che non ho raccontato prima. Per 3 anni, 2 anni, 5 anni, 2 anni e mezzo, abbiamo come consorzio investito su una riflessione che ci portasse a capire se
l'agricoltura sociale poteva essere uno strumento che stava in piedi, perché l'agricoltura sociale di per sé non sta in piedi, se vende i pomodori. E per capire quale poteva essere l'elemento che la faceva stare in piedi ci abbiamo messo tanto, e l'ha fatto il consorzio, non l'hanno fatto le cooperative. L'ha fatto il consorzio con competenze che il consorzio ha cercato fuori, un agronomo, uno capace di costruire un business plan e molto studio di cui parlavo anche prima. Alla fine di 2 anni e mezzo abbiamo capito che dalla coltivazione di erbe officinali trasformate in prodotti cosmetici, in cui la cooperativa di tipo B non faceva solo la coltivazione delle erbe officinali, perché quello probabilmente avrebbe generato quel valore di cui parlavo prima limitato, ma commercializzava anche il prodotto cosmetico nel mercato privato, allora a quel punto, tenendo dentro tutta una filiera, mi generava un valore che oggi le cooperative di tipo B in quel settore lì difficilmente riescono a produrre. La cooperativa è nata a febbraio, si chiama Essenza, ha iniziato a commercializzare i prodotti da un paio di settimane, non sappiamo come andrà, c'è molto entusiasmo, tra l'altro il prodotto è veramente buono, e abbiamo messo insieme una cooperativa sociale di tipo B in un altro territorio, un'azienda for profit che fa da terzista ed è dentro il distretto di economia civile, e una cooperativa che abbiamo fatto nascere di sana pianta con soci quasi totalmente legati al consorzio, che fanno sì che la cooperativa sia capitalizzata e che possa fare i primi passi. Allora, questa roba qua, sia le competenze che l'idea, che la voglia di starci a ragionare per 2 anni e mezzo, se non c'è un soggetto, sono d'accordo con te Manuela, se non c'è un soggetto che si prende la briga di approfondire questa roba, ecco, io dubito che possa venire fuori da una cooperativa, a meno che una cooperativa tipo B che fa agricoltura sociale non capisca i limiti del proprio mercato e si prende il tempo, tanto tempo e anche tante risorse per approfondirla questa cosa, però è più difficile. Quindi io penso che serva un soggetto che abbia il tempo, le competenze e la voglia di approfondire questioni che sono inespresse, perché se non c'è questo il rischio è che si continui a sperare, perché poi è che ci riescano alcuni soggetti che riescono a fare quel salto, e invece il consorzio il salto te lo fa fare, ma nel mentre deve continuare a fare quello che sta facendo. È chiaro che poi la spinta deve essere a far sì che le cooperative portino avanti la propria impresa, sviluppino la capacità imprenditoriale, siano spinte in questo senso, ma un soggetto che in qualche modo si prende il tempo è necessario, tenendo dentro ciò che di solito è più difficile da tenere dentro, le differenze sono differenze dentro il nostro mondo, ma anche soprattutto fuori dal nostro mondo, che devono essere incluse nel ragionamento, nel percorso, altrimenti il rischio è di essere molto me la faccio da me, autoreferenziale, trovo qualcun altro simile a me e provo a portarla avanti. Siccome in Toscana l'autoreferenzialità è storica, se non la rompi difficilmente porti un'innovazione, quindi il romperla vuol dire che se la deve far carico un soggetto, tra virgolette, terzo. Ultima cosa, i consorzi sono dentro la 381, la 381 prevede che si risponda in prima battuta alla comunità e poi ai soci che quel consorzio l'hanno voluto costituire, quindi io ho come obiettivo la comunità. Poi è chiaro che penso che il consorzio sia uno strumento e le cooperative idem, ma l'obiettivo è la comunità. O faccio del bene alla comunità attraverso gli strumenti che ho a disposizione, oppure tutto il resto conta relativamente poco. Volevo solo sottolineare la parte finale dell'intervento, dell'ascolto delle fragilità, che secondo me è uno dei passaggi fondamentali che un po' forse il terzo settore ha dimenticato. Molti dei nostri servizi sono nati proprio in ascolto della fragilità. L'albergo diffuso è nato perché uno dei nostri ragazzi in carico voleva fare da sempre il cameriere. E proprio il suo ascolto ha fatto generare quell'albergo diffuso, quindi l'incontro della fragilità. E uno dei segreti sono poi i progetti personalizzati. Cioè bisogna imparare un po' a dire che non esiste la presa in carico standardizzata, impossibile, almeno
quello che proviamo a dire noi è questo, che non ci può essere il welfare delle separazioni, non esistono gli anziani, i disabili, i migranti, i detenuti, esiste il welfare, esistono i soggetti fragili, esistono i progetti personalizzati. Quello che con il budget di salute, con le disabilità si prova a fare è rispondere alle domande che fanno quella felicità di ognuno di noi: habitat, socialità, lavoro e affettività. Queste quattro realtà che non riguardano solo il disabile o il migrante o il detenuto, ma riguardano tutti. E quindi il progetto personalizzato risponde a quelle esigenze. Quindi l'ascolto delle fragilità può generare nuovi servizi o nuove opportunità sul territorio. Lui vi vorrebbe chiudere comunque. Ho sentito Sì. scherzo. Trasformare, riformulare. Angelo di tutto, le centrali cooperative. Esatto, è vero. Quello non ho le idee già partite. Sui consorzi non ho le idee così chiare. Io ho fatto fino a 15 giorni fa il presidente di consorzio, ma ne venivo da fare il direttore di consorzio, quindi sono 25 anni che tiro avanti, nel senso sto dentro questo contenitore credendoci. Ecco, negli ultimi anni ho cominciato un po' a crederci meno. Poi le suggestioni di oggi mi stimolano, però mi stimolano domande a cui non ho delle risposte, faccio le domande, vediamo. Mi stimolano anche delle... Cioè, allora, un dato è quello che diceva Marco prima, cioè secondo me i consorzi dei 481 eccetera, cioè adesso è finita un'epoca col Covid, ma forse il Covid è una spia di qualcosa che doveva comunque succedere, però un'epoca in cui ci siamo stati dentro tutti e le centrali cooperative, come dire, ci hanno messo le mani fino a cioè dove quell'azione innovativa della 381 di 30 anni fa, dagli anni 2000 in avanti ce la siamo dimenticata, cioè ci siamo messi tutti a fare l'impresa di servizi nel sociale, le B in maniera un po' diversa. Io sono di un consorzio di B, quindi solo B, quindi ho anche tra l'altro il problema di questa separazione A e B, che quando è nata la 381 io sposavo con grande ardore e poi adesso col senno di poi dico accidenti, è stata una iattura forse, perché ha creato questa sorta di separazione. Ecco, ora credo che in quello che diceva Marco prima c'è un po' una chiave, cioè dobbiamo andare comunque oltre, perché se rimaniamo con quel modello lì cioè non è più adatto al contesto in cui siamo. E quindi da una parte mi aveva da dire, i consorzi sono figli di quella roba là 30 anni fa, cioè ripensiamoci perché ad esempio il consorzio della 381 che per essere cooperativa sociale deve essere fatta al 70% da cooperative sociali, come teniamo dentro gli altri? Cioè continuiamo a rimanere nel nostro recinto delle cooperative sociali, ma se dobbiamo fare un'azione di comunità questa roba fa più fatica, no? Per quello anche che dico, cioè superiamo le centrali cooperative, cioè cioè andiamo verso una rappresentanza del terzo settore che oggi si chiama forum, ma si potrebbe chiamare diversamente, perché è su quella dimensione lì che bisogna provare a lavorare. Il terzo pilastro, cioè facciamo il forum del terzo pilastro, non lo so se questo serve a dare l'idea della necessità di trasformazione. Però mi fermo qui e faccio una domanda più precisa, che poi è la domanda che ci stiamo facendo noi da 2 anni e mezzo passa a oggi nel mio consorzio, che è un tema, diciamo, rispetto alle risorse. Cioè, perché il consorzio svolga quel ruolo lì, che è un ruolo che noi un po' abbiamo provato a giocare, ma l'abbiamo giocato nel momento in cui, negli anni delle vacche grasse, il movimento dell'insieme generava del valore anche economico che ti consentiva di investire. Allora il ruolo del consorzio, che si prende il tempo, che studia, che ragiona, che investe, ci stava, era sostenuto dalla massa in qualche modo. Oggi questa cosa non è più possibile, però il bisogno c'è sempre, quindi come lo alimenti, come lo sostieni? Un'idea può essere, e lì mi pare che sia più la sua esperienza, il consorzio fa impresa in qualche modo
suo, a prescindere dai soci, cioè sviluppa delle attività che generano una margine e che producono. Ma di nuovo questa roba è un modello non semplice, perché in qualche modo cioè, questa roba presuppone che i tuoi soci ti diano proprio un mandato forte a fare questa cosa, con un rischio che ho vissuto anche in prima persona come consorzio, che poi ci sia un meccanismo di delega. Cioè allora a un certo punto c'è il socio che dice tanto questo lo fa il consorzio, fino a che c'è una frattura, e quindi siamo noi, cooperative, e il consorzio, come se fossero due entità diverse. Allora io non ho trovato una risposta a queste cose qui e ve la chiedo per capire dov'è che poi proviamo a trovare dei punti di sintesi. Dico la riflessione che stiamo facendo noi e anche alcune cose che abbiamo già fatto. Allora, considerate che il consorzio Servetto si sta reggendo e quasi esclusivamente su risorse che provengono dalle cooperative, ok? Quasi tutti i consorzi. Quindi servizi venduti o appartenenza al consorzio danno il quid con cui il consorzio va avanti. Chiaro che questa roba qui, al di là che le cooperative vogliono spendere meno in termini assoluti, è chiaro che è una pubblicità in sé, no? Cioè non si può pensare di prendersi il tempo per fare delle cose che può darsi non portino un vantaggio immediato alle cooperative con i soldi delle cooperative, cioè una roba che ha delle criticità, no? Quindi sicuramente da una parte il consorzio deve trovare risorse altrove, e parto dalla cooperativa che è nata a febbraio. La cooperativa è nata a febbraio, noi abbiamo perso del tempo, però il ragionamento è questo: quando inizierà a vendere davvero noi prenderemo una fee su quei prodotti, una fee che per un tempo dato che in qualche modo ripaghi l'investimento e permette al consorzio di avere delle risorse proprie per fare altro. In questo momento ci sono una serie di filiere attivate, una ad esempio sulle politiche giovanili, che in prospettiva potrebbe portare risorse direttamente al consorzio, anche se le cooperative sono coinvolte, perché il consorzio fa il coordinamento, perché il consorzio fa la progettazione, però dentro il progetto presentato con una gara, dico guarda, questa parte qui, l'X% lo trattengo perché mi serve. E questo in tutti i progetti che presenteremo, che sono extra gare d'appalto, lo faremo, cioè cercheremo di ritagliare un quid che serva al consorzio a stare su quel pezzo in maniera importante e a sostenere l'investimento che c'è stato per starci. Nel mentre coinvolgeremo le cooperative sulle filiere in maniera tale che siano coinvolte nel processo di cambiamento, ma la loro spesa, tra virgolette, in sensi assoluti dovrà gradualmente diminuire. Quindi ci sarà, in questo momento il consorzio si regge all'80% sulle risorse cooperative, ecco, da qui ad alcuni anni dovrà reggersi al 50%, il 50% dovrà venire da altro, ovvero da progetti altri in cui il consorzio vende il marchio, vende il progetto, ci mette una fee, è il capofila, è il titolare, ok? Quindi questo è un po' dove le gare che continueranno ad esserci sotto varie forme, può darsi anche le affronteremo in maniera diversa, titolarità del consorzio, oppure si partecipa alla cooperativa e noi si vende soltanto una cosa, dove i servizi che ad oggi in parte sono quelli classici diminuiranno molto e quindi avremo altri servizi da mettere sul piatto, ma servizi che serviranno alla comunità, non solo i soci. La questione qual è? I soci sono interessati ad avere un soggetto di cui loro sono i proprietari, che serve non solo a loro ma anche a terzi? È una domanda che può darsi ad una risposta conflittuale, no? Perché è chiaro che se quello che muovo ha un impatto sulla comunità significativo, ma sui soci non immediatamente visibile, può darsi che i soci chiaramente su quello ci vogliano investire meno. Lì dobbiamo coinvolgerli in maniera forte su delle filiere significative. Penso alla cura, che è una filiera molto larga, su cui noi abbiamo 2 progetti importanti, su quei progetti ci coinvolgiamo le cooperative, se arrivano in fondo quello è un progetto per un tempo lungo e quindi su quella parte da lì è chiaro che le cooperative ne vedono il senso. Su altro, se non si sentono direttamente coinvolte,
è chiaro che la vedono meno. Quindi questo sta a noi portare avanti un processo in cui c'è un investimento minore da parte delle cooperative, ma una capacità comunque di coinvolgere di più e dei risultati che nel medio periodo potrebbero essere molto più ampi di quelli che sono stati in questi anni, smarcandosi dalla gara d'appalto come unico strumento per partecipare al mercato. Questo è perché ci continuerà ad esistere, ma non potrà essere quello esclusivo come lo è stato fino ad alcuni anni fa. Quindi hai dato una risposta rispetto alla possibile evoluzione anche della sostenibilità dei consorzi, cioè di recuperare in termini in parte percentuale. In generale comunque dovranno costare meno, questo cioè, in questo momento noi abbiamo 14 dipendenti più alcune partite IVA vere, nel senso che fanno più cose non solo per noi, quindi 14 probabilmente sono troppi, perché di fatto molto è legato a gestire la complessità della gara d'appalto, che è una rottura infinita, no? Perché c'è la parte amministrativa, c'è la parte economica, c'è la parte del post gara, ecco, tutta quella parte lì dobbiamo renderla il più possibile professionalizzante, in maniera tale che ci servono meno funzioni e invece investiamo su funzioni che in questo momento non ci sono. Quindi da 14 dovremo arrivare a 7, 8, 9, più una serie di elementi che devono far parte di una rete più larga in cui noi siamo inseriti, perché se ci serve non solo il consulente classico, penso a una rete, l'agronomo, non è che possiamo metterlo all'interno della tecnostruttura, no? Questo è evidente, ma deve essere una figura che esiste, così come l'urbanista c'è, cioè abbiamo un rapporto e quindi quando è necessario lo tiriamo dentro la progettualità. Quindi questo è un po', quindi una struttura un po' più leggera, con una cornice più esterna, fatta da una pluralità di professioni che potrebbero servire per le diverse progettualità che portiamo avanti. Io volevo solo dire, sì, la riflessione è giusta. Sale della Terra vive, a differenza magari di altri consorzi, vive di vita propria perché ha fatto degli investimenti direttamente, ha partecipato direttamente. Quindi io non ho una risposta, nel senso che probabilmente magari siamo giovani, ancora dovremo fare molti errori, dobbiamo ancora farci magari queste domande, vista la sua esperienza di 25 anni. Non lo so qual è il percorso più giusto. In questo momento noi abbiamo un consorzio che vive sì grazie alle cooperative consorziate che ci mettono i soldi e quindi arrivano al consorzio, ma il consorzio vive di vita propria perché ha fatto direttamente lui degli investimenti e supporta tutte quelle cooperative ad essere più forti. È un processo, è una scelta. Io non lo so se è la strada giusta e non so se questa è la risposta, però è un modo di vivere l'esperienza consortile. Il consorzio che vive di vita propria, e quella paura della frattura ci potrebbe essere, io non lo so, perché comunque poi i cammini sono fatti di cadute, potrebbe anche verificarsi nel nostro contesto. In questo momento non si verifica, perché è proprio più forte Sale della Terra che supporta quella cooperativa, la fa sviluppare, non la molla, la rialza, ha le competenze, come diceva l'agronomo, lo ha assunto il consorzio e l'agronomo lavora per tutte le consorziate. Però Sale della Terra ha la forza di pagare quell'agronomo, non lo pagano le cooperative. È una scelta, non lo so se è la strada giusta, è una scelta. Sì, Umberto Basso, il Bozzolo Verde di San Donà di Piave. Noi apparteniamo al consorzio CSU Zorzetto di Mestre. Il consorzio ha 20 anni, anche noi abbiamo fatto i soci fondatori e di fondo vi racconto un attimo qual è la sintesi dopo 20 anni e 36 anni di cooperazione sociale. Allora, il consorzio nasce perché le tante cooperative rischiarono di fare ognuno il battitore libero, andavano dall'assessore a tirare la giacchetta perché. Ok, allora benissimo, siamo tanti, ci mettiamo assieme, facciamo in modo che ci sia un organo, qualcheduno, che effettivamente possa fare anche il rappresentante di un po' tutte, anche perché poi nel tempo gli appalti non erano più di 10.000 euro, 20.000 euro, arrivavano a 100.000, 1 milione, quindi ci volevano delle capacità anche economiche. Perché alle gare aperte europee non partecipavano solamente le cooperative sociali,
partecipavano anche altre imprese e che non avevano problemi di tecnologia, di persone che capiscono, di esperti, per cui il consorzio era stato fatto dall'insieme delle cooperative e attrezzato per fare in modo che potesse effettivamente far fronte a una gara d'appalto aperta. Certo, con l'economicamente più vantaggiosa, perché sappiamo che il massimo ribasso è deleterio e anche se questo non lo capiscono ancora, continua ad essere così, però dove un po' di sale arriva, fanno la gara con l'economicamente più vantaggiosa. Economicamente più vantaggiosa che a volte non è quella riferita all'inserimento lavorativo, è solamente una tecnologica, per cui se noi vogliamo stare sul mercato, perché diciamo di essere capaci di stare sul mercato, dobbiamo attrezzarci, al di là dei disabili, ad essere competitivi in un mercato che adesso mi chiede la tecnologia, domani mi chiede anche l'inserimento lavorativo, la sensibilità del politico. Ecco che qua la politica deve darsi una mossa, cioè si parlava di servire, che le cooperative servono, no? Sono a servizio. Ecco, la politica deve fare un servizio a una comunità, capire quali sono della comunità le esigenze e quindi indirizzare una parte degli appalti, una parte dei servizi, una delle cose, verso una direzione che è quella della cooperazione sociale. Io quando vado a parlare con gli amministratori non gli dico tu sei obbligato a fare questo, dico devi ragionare, devi capire se ci sono determinate esigenze e di conseguenza hai la possibilità, perché la legge lo prevede, ma voi non sapete, adesso non so, io sono 36 anni che faccio il presidente di una cooperativa sociale, ero presidente prima che nascesse la 381 e facevamo, invece che 2 alcolisti fossero pagati dal comune a 500 euro al mese perché non potevano vivere, benissimo, noi li facciamo pulire la piazza dove c'è sporco e voi ci date i 500 da dare a loro. Quindi già nell'85, ecco, per cui il consorzio nasce da questo punto. Certo che il consorzio a un certo punto è la cooperativa che ha il contatto col territorio e deve avere il contatto col territorio, deve sporcarsi le mani col proprio territorio, non andare in giro di territori di quella a fare che cosa, va bene, siamo bravi, sappiamo far tutto, però la cooperativa singola deve stare sul territorio suo, dove conosce le esigenze, dove c'è la persona che gli mancano 2 anni per andare in pensione e quel comune dice va bene, se mi dai un servizio di fare uno sfalcio in più di erba, ce la teniamo e la facciamo andare in pensione tranquillamente. Quindi la cooperativa, il consorzio ha un potere più alto, perché? Perché nel sistema di gare di appalto è chiaro che, ecco, è giusto che il consorzio abbia delle persone specifiche che l'agronomo, ecco, che può pagare, ma certo con tutti gli appalti che noi prendiamo gli si dà il 2% e il 3%, io ho visto che si riesce a seconda dei casi a fare questo tipo di operazione. Certo è da controllare, perché per esempio io vedo anche, vi faccio alcuni esempi, allora ci sono le potature degli alberi o gli abbattimenti, adesso ci sono i cicloni che fanno il disastro, tutti hanno paura, sono alberi da 30-40 metri. Benissimo, se io vado lì con la mia piattaforma che noleggio, quella da 46 metri che mi costa 800 euro al giorno e devo tirare giù una pianta di 40 metri, ci metto 1 giorno e mezzo. Ci sono quelle macchine che con la pinzetta tirano giù, la metto, in 2 ore mi tira giù la pianta. Ma sono investimenti. Ecco che i consorzi dovrebbero portare avanti quegli investimenti grossi che una cooperativa singola non può fare. Abbiamo tutto il riciclaggio delle ramaglie. Porca miseria, tutti si fanno, sono tutti che ti vengono a portare via della maglia gratis perché c'è un giro di soldi. Siamo cooperative sociali, abbiamo le montagne di ramaglie e i consorzi potrebbero effettivamente sviluppare questi settori tecnici, però dopo, come dite voi, sono alcuni aspetti che devono portare avanti i consorzi, per cui è che ci deve essere che le cooperative stimolino un po' di più il consorzio, il sistema, è che il tempo passa, dopo ci si adegua, ci si adagia, si guardano i conti, si vede un po' di tante cose, quindi perdiamo un po' la grinta che avevamo all'inizio. Salva questi consorzi, no? Perché sì. Sicuro? No, io mi salvo perché
gli sai che probabilmente siamo in una fase ancora lontana, ecco, perché dopo varia da territorio a territorio. Sì, ecco, quindi non c'è una regola fissa. Ecco, nel nostro territorio dico è bene che vadano avanti ma devono creare, perché sennò non ha un senso. C'è un'ultima domanda, anche Andrea, una sintesi che vi vedo abbastanza stanchi, anche che il tema è molta gente licenziata da domani, però poi Siamo ricollocati. esatto, saremo nella misura di collocati. Facciamo una cooperativa. Facciamo la cooperativa. Farne Work una and buyout adesso. Posso dire solo una cosa? Assolutamente, vai. Perché ascoltavo con interesse, io poi ho seguito anche un po' la nascita della vostra esperienza. Voi sicuramente state vivendo una stagione in un territorio, quello del Beneventano, che è un po' legata anche se vogliamo, al campo di fragole. Okay? Però quando le fragole diventeranno dei cocumeni, perché poi questo è accaduto in questi 20-30 anni, cambierà probabilmente la prospettiva e la visione, perché è chiaro, perché in molti territori i consorzi locali, provinciali, territoriali, sono andati in crisi, hanno dovuto necessariamente approdare a delle soluzioni che potevano contemplare o una trasformazione della governance e della struttura organizzativa, o addirittura a contemplare ipotesi di chiusura, proprio perché poi al proprio interno in questi 20 anni, 30 anni, molte cooperative sono cresciute, hanno cominciato a darsi una struttura, hanno cominciato a darsi una propria capacità autonoma di programmazione imprenditoriale, e quindi il ruolo del consorzio si è gradualmente asciugato e affievolito, non aveva più quella capacità di rappresentare, non solo in termini come dire, di proiezione di una governance che sia in grado di rappresentare tutti i consorziati, ma anche economica, perché molte cooperative hanno cominciato a non stare più dentro al giochino del general contractor. Okay? Quindi questa cosa è chiaro che è mutata e muterà, ma io credo che è un bisogno che oggi emerge. Tra l'altro noi parliamo di una cosa dentro al sistema cooperative che si è sempre caratterizzato per essere un sistema di piccole e medie cooperative. Dentro Lega Coop il problema è ancora minore, perché Lega Coop si caratterizza per delle grandi, io le chiamo le portaerei della cooperazione sociale, che sono in grado di far da sole. Il problema del consorzio non è anche solo voi. Però io credo che è un problema. Cooperative però in Italia. La più grande cooperativa sociale è Sì, lo so, ma anche in Conf ci sono le cooperative. Quelle non partecipano neanche alle politiche di Conf cooperative, neanche ci sono iscritte, ma neanche le vediamo. Ma al di là di questo, io penso che un bisogno che c'è sul territorio a livello imprenditoriale è proprio quello di... No, dicevo, Carne Fede c'è Gianfranco invece che voleva chiudere con... Dai territori emerge la necessità di aggregarsi attorno a degli oggetti che possono essere le filiere, che può essere la necessità, perché poi ci sono ancora e ci saranno sempre le cooperative piccole, medie, che hanno bisogno invece di strutture che siano in grado di fornire servizi. Ma la necessità, io lo vedo per esempio, nel territorio delle Marche, dove abbiamo delle attività, già dal nome Le Marche vi fa capire quanto sia difficile aggregare. Non ti parlavi dell'autoreferenzialità dei toscani, ma le Marche non sono da meno. Ma lì, per esempio, dal mio punto di vista, la cooperazione bimarchigiana, se non trova dei modi per aggregarsi, è finita, è morta, è ridotta all'unicino, pur avendo delle piccole esperienze molto interessanti. Allora noi abbiamo la necessità, secondo me, ancora viva oggi, la necessità di aggregarsi e soprattutto il ruolo dei consorzi locali può essere quello di giocare una partita aggregativa in termini imprenditoriali, cioè io ti supporto, ci mettiamo insieme e ti supporto come struttura consortile e le strutture cooperative supportano il consorzio per prendere delle sfide. Non ci dimentichiamo che adesso si aprirà la stagione delle risorse economiche che arriveranno, che stanno già arrivando. Se non ci aggreghiamo questa sfida la perderemo. E io lo dico dal punto di vista di un consorzio nazionale
quale quello che presiedo, che vede che sui territori ci sono consorzi che hanno una certa struttura, che ancora rispondono a quel bisogno lì, consorzi che sono andati necessariamente in crisi e che stanno rivedendo completamente le proprie posizioni, addirittura hanno fatto delle fusioni trasformandosi in delle super cooperative. Questo è un altro tema che sta purtroppo, è un'evoluzione che sta succedendo. Altro tema, i consorzi nazionali. I consorzi nazionali devono ritrovare invece quella capacità di aggregazione a livello culturale, a livello formativo, di rappresentanza anche su altre reti imprenditoriali a livello europeo, per esempio. Noi abbiamo avviato una politica di inserimento all'interno di reti europee quale l'IESIS, quale INSI ed altri, ma è necessario che questa dimensione da cooperativa locale la coltivi. È ovvio che se la deve andare a cercare quando ha già una sua dimensione imprenditoriale, ma deve andarsela a cercare dentro degli scatoli che abbiano la capacità di proiettare. Oggi si diceva i centri studi, che una volta stavano dentro i consorzi nazionali, in primis dentro CGM, non ci sono più, ma questo sarebbe un elemento fondamentale su cui aprire una riflessione a livello globale, perché noi non faremo mai la coprogrammazione, non saremo mai capaci di sederci a un tavolo, convocare il pubblico e dire adesso facciamo coprogrammazione, perché non abbiamo più, abbiamo perso quella capacità. Scusate. Assolutamente. Vai Gianfranco. Riprendo la domanda di Marco, quindi allora il consorzio di Fredoline si mantiene vendendo servizi e genera contratti nelle associate, il consorzio di Cocomeri che non ha più bisogno di comprare i servizi si mantiene facendo attività di impresa, autonomo, investimenti eccetera, ma i consorzi animatori di comunità, i consorzi che fanno la rete di comuni welcome o il distretto di economia civile, in prospettiva come pensano di capitalizzare da un punto di vista della sostenibilità questo loro nuovo ruolo? Gliel'ho fatta questa domanda all'inizio e ti scusate. ho citato anche, perché non è colpa mia ma è del barone, Scusate, però sono arrivato Ho risposto prima io, adesso tocca a lui. Sinteticamente, noi dobbiamo costruire un ecosistema in cui il valore delle cooperative, che poi, perché questa cosa del dimensionamento sicuramente è un tema, io sono in maniera molto tranchant contro il dimensionamento eccessivo, perché reputo che una cooperativa che supera un certo dimensionamento perda la sua natura, ma questo è un mio pregiudizio, cioè, io penso che le micro cooperative siano un elemento di fragilità, le cooperative enormi siano un altro elemento di fragilità. Quindi al di là del dimensionamento penso che il consorzio debba costruire all'interno di un territorio un ecosistema, che noi abbiamo chiamato distretto dell'economia civile, ma si può chiamare anche in un'altra maniera, in cui il valore venga in qualche modo generato dalla relazione degli attori di quel sistema, e questo porta un diretto vantaggio non solo economico anche alle cooperative che sono in quel sistema, perché ad oggi noi siamo nella parte finale della filiera del valore e invece dobbiamo posizionarci nella parte centrale del valore. Dobbiamo dare atto al comune di Empoli, che ha riconosciuto in questo percorso un percorso molto interessante, e qualche settimana fa la Giunta ha poi ratificato la nascita del distretto dell'economia civile, che è il 12° in Italia, quindi insomma, è una roba che comunque ha un suo senso. Io andrei alla chiusura anche perché veramente siamo stanchi, è stato molto intenso oggi. Allora, ce ne andiamo con tante domande, era quello l'obiettivo, non volevamo darvi delle risposte ma darvi 2 esempi di come si stanno evolvendo le alleanze anche in termini, come dire, di trasformazione rispetto a quelli che erano vecchi paradigmi societari che ci eravamo dati per avviare dei percorsi. Sicuramente la loro è una lettura estremamente interessante rispetto a come si evolvono e si muovono in base a una costruzione condivisa con le comunità in cui abitano. Certo ci pone delle ulteriori domande.
anche rispetto ad una distinzione a quelli che sono i nostri mondi, a quella che è la nostra catena di valore. A volte io faccio la distinzione, dico noi siamo cooperatori non appaltisti, perché è un altro mestiere e non perché fare la gara d'appalto non sia, come dire, un elemento importante anche, ma l'ente pubblico, lo Stato, siamo noi, ci siamo detti stamattina, per cui perché non riconoscerci la funzione di fare delle gare d'appalto rispetto alla sostenibilità? Però c'è una differenza tra gli appaltisti e i cooperatori, e reti come le nostre. L'appaltista è colui che invade, estrae, arriva su ogni territorio, prende e va via. Il cooperatore, o la nostra maniera di fare cooperazione, insomma di costruire, è diversa sui territori, cioè ci riconosciamo, ci identifichiamo con quel territorio e se costruiamo alleanze come quella del gruppo CGM a livello nazionale, la costruiamo per scambiare, per costruire e continuare ad alimentare la catena del valore, ma non solo. E anche in questo caso io direi sì, trasformiamoci quanto volete, ma da un punto di vista societario, ma facciamo in modo di restare comunque insieme, perché se un patrimonio mi ha consegnato il rapporto con la mia rete è quello costantemente di avere a che fare con altre realtà, con altre forme diverse di aggregazione, anche di esperienze che certamente mi hanno dato un'importante restituzione anche a livello locale, per cui se c'è da trasformarsi lo si fa, se c'è da cambiare assetto societario lo si fa, ma non dimentichiamoci il nostro ruolo anche di aggregati in termini insomma consultivi. Condividiamo insieme con i nostri colleghi, con le nostre cooperative di quel territorio azioni, strategie proprio di sviluppo condiviso e a livello nazionale stare insieme nello scambio banale, seppure anche delle prassi, ci dà quel valore aggiunto che altrimenti non avremo, cioè non buttiamo via tutto quello che abbiamo costruito, innoviamolo, recuperiamo qualcosa di quei campi di fragole, perché qualcosa lì c'è da recuperare, non è che... e andiamo avanti e avviamoci a una nuova stagione. Posso fare una proposta? Assolutamente sì. Ora lo dico per i consorzi che afferiscono al CGM, ma insomma aperta a tutti. Secondo me chi ne ha voglia, chi si sente in questo momento stimolato, non sarebbe male mettere su un processo in cui i consorzi si confrontano sul loro futuro. Non so se il CGM è il contesto giusto, ma potrebbe esserlo, ma secondo me questa cosa va fatta. Io l'ho proposta anche in Toscana, è chiaro che poi i tempi sono sempre molto lunghi, però ecco, se un po' di consorzi ogni tanto si confrontano su dove sono arrivati, dove stanno andando e quali sono i processi che stanno mettendo in atto per cambiare proprio impatto sui territori, male non sarebbe. Sono perfettamente d'accordo.